Pensiero va a chi negli ospedali affronta in prima linea questa emergenza, dice al TG1 Matilde Gioli, protagonista stasera su Rai 1 della seconda puntata della serie Doc nelle tue mani, nella quale interpreta un medico. L'ha intervistata per noi Paolo Sommaruga. Matilde Gioli è protagonista con Luca Argentero della serie Doc nelle tue mani. Ora, come sta vivendo questo momento di quarantena? I mesi precedenti sono stata molto impegnata appunto sul set di Doc, dalla mattina presto fino alla sera tardi, quindi ti confesso che anche questa cosa di potermi svegliare un po' quando mi pare, potermi dedicare alle mie letture, alle mie serie televisive, anche a cucinare, perché io sono una discreta cuoca, mi sta facendo bene. Poi chiaramente non me la sento di lamentarmi, nel senso che chi se la sta passando veramente male sono le persone ammalate e soprattutto i medici e tutti coloro che sono negli ospedali, negli avamposti ad occuparsi di questa emergenza. Questa situazione come cambierà le nostre vite? Secondo me aiuterà anche ad avere una sorta di approccio alla vita magari un po' più sobrio, un po' più tranquillo. Forse ritorneranno dei valori che si erano un po' persi, un po' meno frenetico, un po' meno bulimico di consumare tutto quanto, ma forse riusciremo a goderci un po' meglio le piccole cose. La giornata mondiale